Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Apriamo questa settimana con la nostra informazione, tantissime le notizie come sempre dal Veneto, la cronaca, prima di tutto tutte le ultime notizie in arrivo dalle nostre redazioni, l'attualità con quello che sta accadendo a livello politico ma anche a livello ambientale, giornate torride ma forse potrebbe cambiare qualcosa, sono in arrivo novità importanti e qualcuno inizia anche a toccare ferro per quello che potrebbe succedere nelle prossime ore con il meteo che però per il momento ci porta a tante notizie di siccità, di problemi anche di ordine sanitario nella nostra regione, un po' di cultura e tempo libero che non guasta mai. Il turismo che sta riportando il Veneto in auge, ma questo lo sapevamo già, comunque un Focus TG pieno davvero di novità da tutta la regione. Cominciamo quindi con la cronaca, attimi di paura all'Agrishow, un evento dedicato alle attività per così dire agricole nel Padovano, si presenta ubriaco alla manifestazione brandendo un'ascia. Attimi di paura all'Agrishow, l'evento dedicato agli appassionati di trattore che si è svolto davanti allo Stadio Uganeo nel fine settimana. A pochi minuti dalla chiusura un 50enne straniero che vive nelle vicinanze è uscito di casa brandendo un'ascia e si è recato all'ingresso della manifestazione. L'uomo in evidente stato di ebbrezza alcolica ha cominciato ad insultare un addetto all'accoglienza, tanto che è stato necessario l'intervento dei carabinieri che lo hanno calmato. Ora lo straniero rischia la denuncia. Incendi continuano a devastare, a mettere paura al Veneto, poi vediamo anche qualche informazione sul numero dei roghi che si sono verificati negli ultimi tempi nella nostra regione. C'è stato un incendio a Barbarano nel Vicentino in una stalla, animali feriti, una persona intossicata. Barbarano Vicentino. Sono terminate le operazioni di spegnimento e di bonifica dopo l'incendio divampato nel fine settimana. L'allarme è partito da un'azienda agricola in via Rampezzana dove una stalla è andata a fuoco. Fiamme, fumo alto, i pompieri sono accorsi in forze da Lonigo, da Vicenza e da Este con i volontari di Tiene, con 3 autopompe, 2 autobotti e 19 vigili del fuoco. Tutti gli animali sono stati fatti uscire dalla stalla, alcuni purtroppo sono rimasti feriti. Una persona dell'azienda agricola nelle prime fasi dell'incendio ha respirato del fumo ed è stato necessario l'intervento del personale sanitario del SUEM 118. Sul posto anche il servizio veterinario dell'ULS. In corso le operazioni di bonifica del luogo. Ai vigili del fuoco spetta ora di determinare le cause dell'incendio. E un incendio si è verificato anche nell'Alta Padovana, intervento dei pompieri a Campo d'Arsego dove ha preso fuoco un compattatore di rifiuti. Incendio nella notte tra sabato e domenica all'interno di un'isola ecologica dell'azienda Carraro in via Olmo a Campo d'Arsego. I vigili del fuoco, accorsi dalla sede centrale di Padova con 2 mezzi e 7 pompieri, hanno lavorato ore per spegnere il rogo divampato all'interno di un autocompattatore. Le cause dell'incendio sono al vaglio delle squadre intervenute sul posto. Non sono stati riscontrati danni strutturali agli altri edifici dell'azienda. Torniamo in provincia di Vicenza dove c'è stato un incidente stradale, l'ennesimo di questo 2022. È di 2 feriti il bilancio dello scontro tra una Ford Fiesta e una Golf avvenuto poco dopo le 7 in via Maestri del Lavoro a Schio. Uno scontro frontale, quello tra i 2 veicoli, che ha coinvolto anche un terzo solo di striscio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco arrivati da Schio che hanno estratto il conducente della Fiesta rimasto incastrato nell'abitacolo. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il ferito è stato accompagnato all'ospedale di Schio. Ferito in modo più leggero anche il conducente della Golf. Indagini sono in corso da parte della polizia locale per definire l'esatta dinamica dell'incidente. Ci arriva notizia anche di un incidente nel Veneziano, ma non abbiamo ancora tutte le informazioni dalla nostra redazione. Un incontromano con l'auto su un cavalcavia, grave un motociclista, ma lo vediamo poi fra poco. Invece ci arriva dall'ANSA proprio in questo momento una notizia di code di veicoli fino a 8 km si sono verificate stamani lungo la A4 Venezia-Padova e la A57 tangenziale di Mestre per un incidente avvenuto in mattinata
pattinata all'altezza dell'area di servizio di Arino in direzione di Milano. L'episodio è avvenuto in una giornata da bollino giallo per gli ultimi rientri del fine settimana, ha causato code fin oltre il bivio con la A57. Coinvolti nel sinistro 2 furgoni, uno dei quali con un cestello elevatore che si è ribaltato in carreggiata, occupando quindi tutte le 2 corsie di marcia. Illesi i conducenti. Sul posto polizia stradale, soccorso stradale, coordinati dal centro operativo, gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete. Vediamo poi anche qui se arriverà qualche informazione in più, però appunto, visto che parliamo di esodo, sono iniziati gli spostamenti importanti, tantissimi tornano, tantissimi si sono mossi nel fine settimana, sono state potenziate anche le pattuglie della Polstrada per i controlli in questi giorni. Vediamo. Con l'avvio del grande esodo estivo, potenziati i servizi di controllo e le pattuglie della Polstrada di Venezia, grazie anche, il caso di dire, al servizio devozionale dei tanti agenti di polizia, e ciò al fine di garantire un viaggio sicuro agli automobilisti. Sia per avere un'efficacia deterrente, quindi per evitare comportamenti scorretti e quindi verificarsi di incidenti, ma anche come effetto poi repressivo nel caso in cui le condotte violano le norme del codice della strada. A tutela dei tanti turisti italiani come stranieri, con i colleghi della stradale presenti inoltre in Borghese agenti della polizia giudiziaria lungo le aree di servizio in autostrada, per evitare furti o altre azioni criminose nei veicoli che sono in sosta. Di seguito ai consigli della Polstrada per tentare di prevenire incidenti dovuti anche alla distrazione mentre si è alla guida. La distrazione è una delle cause principali degli incidenti stradali. Distrazione determinata non solo dall'utilizzo del telefono cellulare per parlare, ma anche dal fenomeno del cosiddetto multitasking, cioè utilizzare il telefono anche per navigare sui social, per scrivere messaggi, addirittura per leggere dei libri digitali. Alla guida la parola d'ordine è prudenza e rispetto delle regole del codice della strada. Inoltre ricordiamo che è obbligatorio indossare la cintura di sicurezza non solo sui sedili anteriori ma anche in quelli posteriori, assicurare i bambini negli appositi seggiolini e rialzi in base al peso e all'età, mantenere la distanza di sicurezza, non impegnare la corsia di emergenza se non in caso di guasto o di malore, impegnare invece la corsia di destra in caso di marcia lenta per evitare il congestionamento quindi del traffico, e soprattutto fermarsi nella prima area di sosta, di parcheggio, ai primi cenni di sonnolenza per riposarsi, per prendere un caffè. Cambiamo argomento, rimaniamo nella pagina della cronaca. Ritrovato privo di vita il pescatore che era scomparso da giovedì scorso. Ritrovato sabato sera dopo le 20 il corpo privo di vita di Nicola Marcato, il pescatore 21enne di Murano, di cui si erano perse le tracce da giovedì mattina, giorno in cui si era assentato da casa con il suo barchino, con l'allarme scattato venerdì e dato dalla famiglia. Dopo 2 giorni di ricerche la sua barca grigia è stata ritrovata alla deriva a Laccio Lesti, a Venezia. Sul barchino i carabinieri hanno ritrovato unico dettaglio anomalo, tracce di sangue. Occorrerà ora attendere le risposte del laboratorio per stabilire se si tratta di materiale organico umano. A bordo ritrovate anche le canne da pesca con il telefonino. Nicola, lavoratore impiegato nello storico panificio di famiglia Murano, amante della pesca e della laguna, fin da piccolo, spesso nel tempo libero, quando non lavorava, si spostava verso Sant'Elena o ai bacini. E adesso vediamo una vicenda a lieto fine, fortunatamente accaduta poi nel fine settimana a Jesolo. Una 14enne si tuffa per salvare l'amico 16enne. Avevano deciso di fare un giro in pedalò intorno alle 16 per combattere il gran caldo, poi a 100 metri dalla riva, all'altezza della torretta 11, in corrispondenza di Largo Augustus a Jesolo, il ragazzo 16 anni di Vazzola decide di fare un bagno rinfrescante. A bordo del pattino resta l'amica, anche lei trevigiana, di 14 anni. Dopo alcuni minuti la ragazza, non vedendolo risalire, capisce che qualcosa non va. C'è stato un bellissimo gesto di coraggio da parte della ragazza che si è tuffata in acqua per aiutarlo, un gesto molto coraggioso, non è semplice salvare una persona. Ma per la ragazzina non è semplice recuperare l'amico. Lui si è fatto prendere dal panico e quindi tendeva a tirare sotto anche lei. Sono intervenuti subito i bagnini della torretta 11 e li hanno portati entrambi a riva
Gli addetti al salvataggio della Jesolo Turismo prestano le prime cure ai ragazzi. Il 16enne viene portato al pronto soccorso di Jesolo per accertamenti. Il tempestivo intervento dei bagnini e soprattutto il coraggio della ragazza hanno permesso alla vicenda di avere un lieto fine. I bagnini sono dei professionisti, sono sempre pronti. Ripeto, bisogna fare i complimenti anche alla ragazza a 14 anni, trovare il coraggio e la prontezza di fare un gesto del genere non è semplice, e quando si parla di annegamento anche pochi secondi fanno la differenza. Provata ma sana e salva la giovane 14enne. Era un po' scossa, mi hanno detto, forse non se ne è resa conto del coraggio che ha avuto adesso, ma se ne renderà conto tra un po'. Ripeto, non è semplice, non è una cosa da tutti, soprattutto a 14 anni è stata molto brava. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, poi andiamo a Padova perché ci sono delle novità sul tema West Nile, quindi state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo nella pagina della cronaca e quello di cui stiamo per parlare con la nostra redazione padovana, con Valentina Visentin, riguarda a tutti gli effetti la cronaca, perché è da giorni ormai che approfondiamo il tema della West Nile, dei problemi con le zanzare, e sappiamo che a Padova la situazione è un po' delicata. Valentina, è vero? Sì, buongiorno Ferdinando, salgono a 14 casi accertati di West Nile nella provincia di Padova. C'è stato infatti un ricovero proprio nelle scorse ore in azienda ospedaliera, questa volta è un 84enne di Limena che ha avuto delle complicazioni e quindi attualmente ricoverato in terapia intensiva, contando appunto i 2 decessi che si sono registrati nelle scorse settimane, i casi asintomatici rilevati durante delle donazioni di sangue e appunto tutti i ricoveri che si sono susseguiti a partire da luglio. Nel solo mese di luglio qui a Padova siamo già arrivati a 14 casi. Ovviamente la situazione è monitorata anche dall'Istituto Zooprofilattico che sta cercando di fare un tracciamento delle zanzare. La situazione, anche dovuta al clima, non è delle migliori, perché se è vero che la siccità provoca meno ristagni d'acqua, è anche vero che situazioni come quella per esempio che vedete alle mie spalle di canali dove c'è ristagno d'acqua, quindi pochissima acqua, spesso anche calda, può provocare invece il proliferare delle zanzare. Quindi più pericolosi sono proprio i corsi d'acqua quasi asciutti, con questo ristagno di poca acqua che spesso ha anche acqua ad alte temperature, e quindi insomma la situazione è comunque costantemente monitorata, perché ovviamente la West Nile è da anni che è rilevata anche nei nostri territori. Nel 2018 c'erano stati diversi casi, ma insomma in queste settimane invece fa proprio discutere proprio per la frequenza con cui si verificano delle encefaliti. Tuttavia vedremo poi nel nostro servizio quali sono i sintomi, perché la gran parte, assicurano gli esperti, la gran parte dei casi il virus West Nile si manifesta senza sintomi, ma ripercorriamo tutti i casi di West Nile nella provincia di Padova nel servizio. È un uomo di 84 anni, residente a Limena, il nuovo paziente ricoverato in azienda ospedaliera dopo l'aggravamento dei sintomi compatibili con il contagio da West Nile. L'anziano, dopo alcuni giorni di ricovero, è risultato positivo ed è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva. Questo caso si aggiunge al 46enne residente a Selvazzano ricoverato in malattie infettive e un 72enne con encefalite che si trova in terapia intensiva neurochirurgica, e i 6 casi ricoverati nei vari ospedali dell'USL 6. In totale, con gli asintomatici e i 2 decessi registrati nelle scorse settimane, sono 14 casi di contagio da West Nile in provincia di Padova. Il virus West Nile non si trasmette da persona a persona, ma solo con puntura della zanzara comune del genere Culex, che può infettare anche altri mammiferi, in particolare cavalli, cani, gatti, conigli. Il periodo di incubazione dal momento della puntura della zanzara infetta varia fra i 2 e i 14 giorni, ma può essere anche di 21 giorni nei soggetti immunodepressi.
Gli esperti dell'azienda ospedaliera di Padova spiegano che la maggior parte delle persone infette non mostra alcun sintomo. Fra i casi sintomatici circa il 20% presenta sintomi leggeri, febbre, mal di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati, sfoghi cutanei. Questi sintomi possono durare pochi giorni, in rari casi qualche settimana. Nei bambini è più frequente una febbre leggera, nei giovani invece la sintomatologia è caratterizzata da febbre mediamente alta, arrossamento degli occhi, mal di testa e dolori muscolari. Nelle anziane e nelle persone debilitate invece la sintomatologia può essere più grave e in rari casi può comparire febbre alta, forti mal di testa, debolezza muscolare, disorientamento, tremori, disturbi della vista. Nei casi più gravi, circa 1 su 1000, il virus può causare un'encefalite letale. Per quanto riguarda gli esiti anche letali di questa malattia, fra poco vedremo un servizio della nostra redazione trevigiana in cui si parla proprio di decessi confermati in seguito alla presenza del West Nile nell'organismo delle persone. Adesso torniamo da Valentina Visentin. Valentina, allora, queste le informazioni sulla West Nile. Al volo, qual è la situazione climatica oggi a Padova? Perché sappiamo che c'è grande attesa per il cambiamento che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, ma già forse qualcosa è cambiato. Esattamente, perché il picco di caldo che c'è stato in questo fine settimana ha provato notevolmente non solo la popolazione ma anche ancora una volta i canali. È prevista già a partire dalle ore a partire da questa notte una perturbazione, ce l'hanno confermato gli esperti dell'ARPAV. Dovrebbero arrivare piogge con grandinate e raffiche di vento in quasi tutta la zona della provincia di Padova già a partire da questa notte, quindi temperature in calo di almeno 5-6 gradi per i prossimi giorni, quindi questo caldo africano, l'anticiclone africano dovrebbe dare una tregua e portare anche un po' di sollievo per i canali. La situazione drammatica dei canali, tra le altre cose, ve la faremo vedere tra poco perché si sta preparando il collega Francesco Ratai che vi porterà a farvi vedere proprio i canali padovani e come sono ridotti da questo caldo, con la speranza poi dell'arrivo delle piogge previste nelle prossime ore. Da Padova è tutto, ti restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina, buon lavoro alla nostra redazione padovana. Fra poco quindi, come promesso, saremo in diretta ancora da Padova per vedere la situazione dei canali. Ci dicono che Francesco Ratai si stia preparando proprio per scendere in uno di questi, quelli che erano corsi d'acqua, perché adesso c'è davvero solo fango e poco altro, però una situazione drammatica che va vista da vicino. Torniamo a parlare della West Nile, vediamo cosa sta succedendo nella Marca trevigiana. Le analisi di laboratorio hanno confermato che i 2 decessi, quello di un 73enne di Merlengo di Ponzano Veneto e quello di un 87enne di Salgareda, avvenuti nei giorni scorsi all'ospedale Cafoncello di Treviso, sono da attribuire alla febbre del Nilo, infezione trasmessa dalla puntura di zanzara che può portare all'encefalite. Confermato anche un terzo caso in un paziente di 72 anni di Cessalto che però è già in ripresa. Purtroppo abbiamo avuto questi 2 decessi di persone che avevano anche altre patologie e che quindi purtroppo non sono riusciti ovviamente a difendersi rispetto all'encefalite e quindi abbiamo avuto un caso invece di un 70enne che è a domicilio, credo stia già addirittura bene. Altri casi non abbiamo avuto, anche perché poi l'allarme che è stato fatto dal Dipartimento di Prevenzione e che hanno subito recepito i sindaci è quello di stare attento, di sensibilizzare la popolazione. Necessario per contenere la diffusione del virus West Nile, limitare al massimo la stagnazione dell'acqua in sottovasi e recipienti per evitare la deposizione delle uova delle zanzare, così come cercare di tutelare gli anziani e i soggetti fragili utilizzando scrupolosamente le zanzariere e repellenti sulla pelle in caso si debba uscire all'imbrunire. Questi erano gli avvertimenti anche per quanto riguarda la salute pubblica. Ovviamente bisogna sempre stare molto attenti in questa situazione. Torniamo adesso a parlare della notizia che vi abbiamo dato prima della pubblicità, ovvero del salvataggio da parte di una 14enne, di un amico di 16 anni che stava annegando a Jesolo. Pare che si sia arrivati a capire chi è questa persona e a raggiungerla, naturalmente non ancora con le nostre truppe, però il sindaco del suo paese la sta contattando. Abbiamo avuto la notizia appunto che la ragazza è una nostra concittadina e devo dire che sono veramente orgoglioso di questo gesto e devo ringraziare da parte di tutta la comunità sampolese davvero questa ragazza per il gesto di coraggio
e di altruismo che ha messo in campo. La conferma al sindaco è arrivata dalla Capitaneria di Porto. Risiede a San Polo di Piave la 14enne che ha salvato la vita all'amico 16enne, lui di Vazzola, nel pomeriggio di sabato a Jesolo. Una tragedia sfiorata proprio grazie alla prontezza di riflessi e al coraggio dimostrati dalla giovane. I due, con altri amici trevigiani, avevano noleggiato un pedalò e si trovavano a circa 100 metri dalla spiaggia quando il 16enne si è tuffato. Non vedendolo risalire nell'immediato, la ragazza si è tuffata a sua volta e lo ha individuato e preso, trascinandolo a riva con il supporto degli assistenti di Jesolo Turismo, nel frattempo intervenuti vedendo la scena concitata. Il ragazzo era in preda al panico, aveva bevuto acqua, cosciente, è stato comunque portato al pronto soccorso per accertamenti. Il sindaco di San Polo intanto si è sentito con il collega di Vazzola. Ci siamo proprio accordati per poter omaggiare questo gesto e la ragazza con una cerimonia ufficiale, con una consegna probabilmente anche di un riconoscimento, di una targa. A sua volta il primo cittadino lancia un appello alla ragazza eroina per un giorno perché si faccia avanti. Capisco che in queste situazioni poi la privacy e tutto va rispettata e vanno rispettate soprattutto le intimità familiari. Ecco, chiedo cortesemente se è possibile anche in forma privata di contattarmi in maniera di potermi congratulare di persona con la ragazza e poter poi avviare il progetto con il sindaco collega di Vazzola. Noi ci facciamo latori e portatori di questo messaggio, vediamo se si riuscirà poi a farne qualcosa. In ogni caso un gran bel esempio di altruismo da parte di questa giovanissima. Cambiamo argomento, restiamo nella cronaca. A Noventa Padovana arriva in Consiglio Comunale una mozione per la richiesta di grazia a Walter Onichini. La violazione della libertà e sicurezza del proprio domicilio e delle persone che ci vivono determina qualsiasi essere umano, per quanto tranquillo cittadino e operoso lavoratore, a reagire istintivamente, soprattutto in caso di aggressione improvvisa e violenta. È quanto si legge tra le prime righe della mozione che verrà portata in Consiglio Comunale a Noventa Padovana, con la richiesta di concessione della grazia al Presidente della Repubblica a favore di Walter Onichini. Era doveroso per me presentare questa mozione perché non è giusto che un padre di famiglia sia in carcere mentre il ladro sia fuori e abbia tra l'altro avuto un rimborso importante di oltre 300.000 euro. Ma al di là di questo, quello che chiedo è un atto di umanità da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella verso un padre di famiglia che ha pagato e sta pagando sia lui che la famiglia e soprattutto la moglie e i figli questa aggressione che ha avuto in casa e purtroppo una reazione scomposta di quello che è avvenuto. Lei si aspetta una reazione contraria da parte delle opposizioni o pensa che sia un fattore di buonsenso anche da parte di tutti gli altri? No, io mi aspetto una scelta di coscienza. Io non ho fatto appelli né alla maggioranza né alla minoranza, cioè io ho dato libertà di scelta perché lo ritengo un tema etico. Io sono sempre contrario a portare mozioni etiche e politiche in Consiglio. Su questo lo trovavo doveroso perché era un impegno che avevo preso anni fa sia con lui che con la moglie, quindi non voglio fare passerelle, non voglio fare propaganda. Chiedo che sia arrivato il momento di un atto di clemenza, ecco, io lo chiamo così, un atto di umanità da parte di tutti, e se questo può smobilitare un percorso che sta facendo la moglie chiedendo la grazia al Presidente della Repubblica, noi siamo pronti assolutamente a sostenerla. Noi abbiamo già in collegamento Emanuele Munari, sindaco di Gaglio, con il quale siamo d'accordo di parlare di siccità, caldo in altopiano e tutti i problemi che ne conseguono. Buongiorno sindaco. Buongiorno e grazie per l'invito, buongiorno a tutti i telespettatori. Sindaco, allora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. Prima di andare però in pausa volevo chiedere, chiedo in regia a Fabio Verin se può farci tornare il sindaco. Ha sentito il servizio che abbiamo appena mandato in onda riguardante la grazia, la richiesta di grazia a Walter Onichini? Sono temi, quelli della sicurezza e della risposta alla criminalità, molto delicati. Una sua battuta sull'argomento, sindaco? Sì, sono d'accordo con il collega e amico Marcello Urbano su quanto esposto, perché a volte purtroppo succede l'inverosimile qui in Italia.
e io chiaramente la penso come Marcello Urbano e quindi il massimo appoggio appunto a Walter Onichini, che a mio avviso non ha fatto altro che difendere se stesso e il proprio patrimonio e tutelare la propria famiglia, quindi su questo penso che non ci sia nulla da discutere per noi, a meno che facciamo politica e siamo amministratori. Poi chiaramente la giurisprudenza fa il suo, però Walter Onichini merita il pieno appoggio di tutta l'Italia. Ecco, abbiamo approfittato della presenza qui online di Emanuele Munari, sindaco di Gaglio, per una battuta, una dichiarazione su questo argomento importantissimo, molto delicato, che rischia a volte di finire in secondo piano con la cronaca, con la situazione della pandemia del caldo, della crisi di governo e tutto quello che succede, ma invece ci sono delle situazioni che proseguono nel tempo e che prima o poi qualcuno dovrà prendere in mano. A questo punto chiediamo al sindaco di stare con noi qualche minuto, perché facciamo una brevissima pausa pubblicitaria e poi parliamo di siccità e dei problemi della montagna. State con noi. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo anche oggi in diretta in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Allora, nel frattempo continuano ad arrivare tantissime notizie, tantissime novità, ma noi abbiamo qui con noi Emanuele Munari, sindaco di Gaglio, con il quale volevamo approfondire il tema della siccità in altopiano. La situazione è drammatica, abbiamo visto nei giorni scorsi immagini davvero drammatiche, brutte, di prati d'alpeggio, di pascoli ridotti a distese di erba gialla che in questo momento davvero non si vedono di solito. È vero, sindaco? Certo. Sì, perfettamente ragione Ferdinando, un paesaggio molto particolare che io diciamo non ricordo nella mia vita di gagliese ed altopianese. C'erano stati momenti di siccità, ma non di questa portata, di questa rilevanza e di questa drammaticità, e quindi veramente confidiamo nel buon Dio che possa già forse questa sera magari buttare giù qualche goccia di acqua come dicono le previsioni. Noi lo speriamo tanto, perché qui c'è in ballo veramente il futuro delle nostre malghe, c'è in ballo il futuro della nostra salute in senso generale, dell'alpeggio, dei nostri animali, delle mucche, delle pecore che appunto salgono e sono sull'altopiano oggi. Parliamo di migliaia e migliaia di capi, quindi un'economia che sta veramente soffrendo e che veramente rischia di fare una catastrofe, perché se non c'è l'erba il rischio è proprio anche la demonticazione delle malghe, con tutto quello che poi ne consegue. Questo è un grave danno e su cui bisognerà finalmente porre attenzione, porre riflessioni e pensare un po' più in grande, pensare un po' più in là, come io ho già avuto modo di anticipare anche l'anno scorso, beccandomi anche qualche critica da parte di qualcuno, ma veramente ripensare a qualche soluzione che possa trattenere appunto questo bene prezioso che io dico sempre sarà l'oro del terzo millennio qui in altopiano, perché ripeto, 80 malghe sono 80 malghe, oltre al flusso turistico e ai cittadini ovviamente che sono preoccupati, e quindi su questo dobbiamo veramente questa volta aprire un tavolo di confronto serio con la regione e magari anche con il ministero competente per capire quali tipo di interventi e di investimenti debbano essere fatti sull'altopiano per garantire una maggior autonomia idrica, che vuol dire anche a minor costi di pompaggio da oliero in questo caso sull'altopiano. Sindaco, abbiamo visto, i nostri telespettatori immagino ne abbia visto anche lei, le immagini di questi animali costretti a brucare letteralmente le ultime erbe, l'ultima cosa buona che c'è in altopiano, perché davvero sta sparendo quasi tutto. Dovessero chiudere le malghe, ipotesi non lontanissima in questo momento, perché chi ha acqua, chi ha l'acquedotto magari apre i rubinetti e gli dà un po' da bere, chi non ha modo di avere l'acqua, soprattutto le malghe più in alto, chi non ha l'acquedotto e soprattutto poi fa fatica a portare su fieno, costi mostruosi, si rischia di chiudere in anticipo. Speriamo non succeda, sarebbe un danno economico in tanti versi. Abbiamo parlato del turismo, abbiamo parlato della produzione della filiera agroalimentare, abbiamo parlato di una tradizione che continua, perché se chiude una malga il bosco ci mette pochi mesi a fare un passo
in avanti proprio nell'anno del lancio del progetto La Via delle Malghe. In altopiano, insomma, la situazione non è buona. Lei ha parlato più volte di questi invasi. Approfondiamo il tema, per favore. Sì, io prendendo spunto, che poi era solamente uno spunto che mi aveva incuriosito per quello studio famoso fatto ancora da Altopiano Servizi, che poi è stato conglobato in ETRA SPA, c'è stato questo studio particolare appunto di questo invaso sulla piana di Marcesina, ma questo era stato per me solamente un esempio per capire come si era approcciati a quella problematica e che tipo di soluzioni andavano prese. Chiaramente qua non parliamo di dighe, chissà di che cosa, o di mega infrastrutture, parliamo di quei, a mio avviso, mini invasi che noi abbiamo già, e dopo le dico anche quale Garavello, a Gaglio, di mini invasi che possono sfruttare veramente l'orografia dell'altopiano, quelle piccole valicelle che secondo me oggi sono già precluse comunque al turismo, ai viaggiatori, ai turisti, a coloro che vanno a passeggiare perché sono appunto scoscese e ripide, sfruttare appunto questi piccoli bacini, questi mini invasi appunto per trattenere l'acqua. Noi a Gaglio per esempio, al di là dell'ordinanza che io ho fatto ancora il 22 di giugno e sono l'unico sindaco in questo momento qua che l'ha attuata, noi abbiamo in Busafonda Veccia, dove c'è l'anello olimpionico per la pista di pattinaggio, all'interno c'è un mini invaso di circa 5-6 mila litri di acqua che oggi, grazie a Dio, che esiste perché stiamo salvando le malghe del comprensore delle Melette di Busafonda e di Longara che giornalmente per 20-30 viaggi al giorno pescano quest'acqua che ancora per una settimana garantirà approvvigionamento appunto alle nostre malghe, alle nostre bestie e alle nostre pozze. Ecco, io dico questo, dobbiamo fare e costruire dei mini invasi, dei mini bacini, sfruttando anche l'orografia del territorio, che può tornarci utile anche da un punto di vista turistico, perché laddove c'è acqua ci sono presenze turistiche, c'è attrattività, c'è benessere. L'acqua è un segno distintivo. Infatti al mare ci vanno tutti, il mare oggi è stracolmo di gente. Ecco, noi dobbiamo investire non su grandi dighe e quant'altro che mette a repentaglio o mette paura alle persone, ma sicuramente piccoli invasi, sfruttando appunto l'altopiano e le zone che si prestano per questo, sia per un discorso chiaramente idrico, ma anche turistico. Sindaco, le ricordiamo giusto per i frequentatori dell'altopiano, un esempio su tutti è il famoso laghetto di Roana che per decenni ha rappresentato e rappresenta ancora un'attrattiva fortissima. Sono tantissime le persone che vanno in altopiano dove, lo ricordiamo ai nostri telespettatori, acqua non ce n'è pochissima per la conformazione carsica del territorio, l'acqua scende tutta, va praticamente quasi tutta a confluire giù in Val Brenta e poi viene pompata nuovamente su, perché in altopiano anche voi a Gaglio avete acqua che arriva dalla pianura, Sindaco? Certamente, Ferdinando, anche questo è un punto che si allaccia. Esatto, noi abbiamo dei costi ETRA, noi, gli utenti poi pagano appunto costi energetici per pompaggio da Oliero appunto su tutta questa parte dell'altopiano. Ma io pongo la questione che ho già posto 1 anno e mezzo fa, ma che non mi stancherò di porre. Calcoliamo anche che a fronte di una calamità naturale, e l'abbiamo già vista con Vaia in reazione alla elettricità e quindi all'energia elettrica, se dovesse accadere qualcosa di particolare, facciamo gli scongiuri e facciamo giustamente tutti gli appelli ma dovesse rompersi anche una conduttura che da Oliero porta l'acqua sull'altopiano, noi siamo letteralmente fregati. Quindi anche qui una certa autonomia idrica emergenziale ci deve stare sull'altopiano, perché noi siamo 20.000 persone, ma d'estate siamo 100.000 persone, cioè siamo una città. Ecco perché dobbiamo veramente puntare su questo, e nella transizione ecologica di cui tanto si parla nel PNRR, su questo si fa poca menzione, ma noi dobbiamo, sia per energia e sia oggi anche per l'oro del millennio, appunto l'acqua, pensare un po' più in grande, pensare da qui a 40-50 anni e mettere in preventivo che estati come queste probabilmente ce ne saranno ancora. Ecco il motivo per cui noi dobbiamo salvaguardare la via delle malghe, le malghe, i cittadini e appunto un minimo di autonomia idrica anche per l'altopiano. Sindaco, allora, prima di lasciare andare, le facciamo vedere un servizio, visto che parliamo di autonomia idrica, che riguarda la rete idrica del Bellunese, dove il 70% dell'acqua viene perduto. Guardiamolo assieme.
Chieti, Latina, Belluno. Il capoluogo delle Dolomiti detiene un infelicissimo terzo posto a livello nazionale nella classifica delle città con la maggior dispersione idrica della rete acquedottistica. Nel bellunese infatti ben 7 litri di acqua su 10 non raggiungono l'utenza finale per la quale erano stati destinati, contro una media nazionale che si aggira attorno al 36% e veneta del 30%. Una problematica onnipresente in una provincia dove ben 37 comuni su 61 registrano perdite per il 50% o più. Una parte di queste riguarda l'acqua che sgorga dalle fontane e per le quali sono già in programma dei regolatori di pressione per limitare lo spreco, ma la maggior parte rimane da attribuire ai ben 250 attuali punti di dispersione all'interno delle tubature provinciali. Purtroppo abbiamo questo primato e questo primato è dato dal fatto che abbiamo un sistema acquedottistico ammalorato che ha più di 40 anni mediamente. La domanda che può sorgere spontanea è perché non sono mai stati programmati interventi di manutenzione prima d'ora, e la risposta si trova nel fatto che il territorio montano non ha quasi mai sofferto di carenze idriche ed è anzi sempre stato molto piovoso. Ad oggi, tuttavia, con le temperature da record e la quasi totale assenza di precipitazioni, si parla di emergenza idrica. Da quando è cambiato il clima, e non andiamo a discutere perché per come, ma è chiaro che è cambiato, la città è diventata, la provincia è diventata siccitosa, di conseguenza è indispensabile procedere a una programmazione di interventi anche sul sistema acquedottistico. Al via dunque i lavori di manutenzione. L'obiettivo è quello di ridurre le perdite di almeno il 30% nei prossimi 10 anni. Lavori dunque molto prolungati, anche perché in provincia le tubature corrono per 3.300 km sottoterra e sono ripartite tra vari acquedotti progettati in modo indipendente gli uni dagli altri e che rendono l'operazione molto complessa. Dovremo riuscire a ridurre nell'arco di una decina di anni almeno del 30-35% queste perdite. Intervenendo poi anche sulle fontane dovremo dare un ulteriore aiuto. Dopodiché l'intervento sarà sui tubi e avverrà sulla base di una graduatoria da quelli che perdono di più a quelli che servono più utenze, a quelli che servono utenze più delicate come ospedali piuttosto che case di riposo, scuole eccetera, fino ad arrivare a cercare di chiudere il cerchio nell'arco di tempo più breve possibile. L'acqua in montagna è un tema importantissimo e lo sarà nel futuro anche immediato. Come diceva Emanuele Monari, è l'oro blu di questo periodo. Sindaco, tutto il mondo e paese viene a dire, anche se non è una buona notizia. Sì, purtroppo è così. Ecco, noi rispetto al bellunese, grazie a Dio, abbiamo delle performance in questo senso leggermente migliori, perché siamo intorno al 50-60% di perdite. Noi confidiamo come soci di ETRA. ETRA ha già partecipato a dei bandi importanti appunto nel PNRR, con già un accantonamento ad hoc per cofinanziare proprio anche sull'altopiano, che è una delle aree peggiori per quanto riguarda ETRA in termini di dispersione di acqua, per appunto fare grossi investimenti sull'altopiano al fine appunto di proteggere e di appunto trattenere e di non disperdere appunto l'acqua che dall'altopiano poi chiaramente va giù e serve tutta l'ambito di ETRA, ma non solo di ETRA, perché poi parliamo anche della Valdastico verso Cogollo, verso Schio. Quindi l'altopiano è importante da questo punto di vista e deve essere gestito bene, proprio per non perdere neanche una goccia dell'oro blu appunto. Sindaco, torneremo su questo argomento, di sicuro sarà un'estate che ci porterà a parlare spesso di questi temi. Grazie per il tempo che ci ha concesso, buon lavoro. Grazie a voi e buon lavoro anche a voi, grazie ancora. Noi torniamo in studio, ma solo per lanciare la pubblicità. State con noi perché andiamo a Padova a vedere un altro versante di questo grandissimo problema che riguarda l'acqua in Veneto. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Stiamo a volo d'aquila vedendo tutte le varie situazioni legate alla siccità, al meteo che è davvero inclemente in questo periodo. Scendiamo adesso dalla montagna vicentina, dall'altopiano di 7 comuni flagellato dalla siccità, dove rischiano addirittura di chiudere le maghe, e andiamo a Padova, dove abbiamo visto Francesco Ratai nel bel mezzo di un canale talmente in secca che i suoi mocassini non rischiano minimamente di infargarsi. È vero, Francesco?
Esattamente così, le scarpe nuove posso metterle tranquillamente anche qui, perché come ti farà vedere adesso Federico Cibotto che è con me, questo è come appare il ramo maestro dei canali interni di Padova. Vedete, è una completa distesa di terra anche secca, perché lo sentiamo camminando, il sole batte molto forte. C'è qualche pozza d'acqua che ogni tanto lungo il canale emerge, ma è destinata a evaporare molto velocemente. Qua per terra, volevo farti vedere, c'è una distesa di conchiglie, di mitili che chiaramente sono morti, e questo è un grosso problema per la fauna che in questi canali vive. Come vi abbiamo documentato nei giorni scorsi, i pesci che nei canali vivevano sono stati spostati lungo il Bacchiglione dove c'è più acqua. Ne restano ancora, adesso stanno ripescando, stanno raccogliendo quelli che non ce l'hanno fatta, che non riescono a sopravvivere, perché questa è un'acqua poverissima anche di ossigeno, quindi è evidente che gli animali muoiono, morendo diventano un problema oltre che ecologico, ma anche di salute pubblica, perché attirano ratti, attirano bestie, e quindi il comune ha scelto di raccoglierli e chiaramente smaltirli. C'è il problema dell'inceneritore, perché anche il canale Piovego, che è alle nostre spalle, è secco e l'acqua sta scendendo, e quell'acqua viene utilizzata dall'inceneritore per raffreddare durante le combustioni, quando si brucia l'immondizia. Noi, per parlare di questo tema, abbiamo sentito un professore dell'Università di Padova che è esperto di ecologia, lavora al Dipartimento di Biologia. Se la regia lo può mandare in onda, dopo possiamo commentarlo. I canali interni padovani sono praticamente senza acqua, e questo è un problema non soltanto per la fauna ittica che di acqua ha bisogno, ma anche per le persone, nel senso che la poca acqua che c'è non è solo di origine fluviale, ma anche dovuta a pochi scarichi fognari non censiti che finiscono nei canali, degradando ulteriormente la qualità dell'acqua, che è già bassa inevitabilmente perché l'acqua è poca. La situazione dei canali interni padovani è tragica, come mai è stato nella sua storia. L'acqua scarseggia ovunque e le piogge annunciate non saranno risolutive del problema. Quello che bisogna fare urgentemente è cercare di rimettere acqua nei canali, ad esempio pompandola dal Bacchiglione per superare lo scalino che è presente all'imbocco dei canali del centro storico di Padova e quindi al Ponte dei Cavai. L'utilizzo di idrovore per scaricare acqua è una misura estrema, mai provata prima, è necessaria anche per evitare che nelle pozze d'acqua che restano si formi l'ambiente ideale per la proliferazione delle zanzare. Una volta che l'ecosistema dei canali cittadini viene sconvolto nel modo in cui sta venendo sconvolto, per ritornare ad avere un ecosistema sano ci vorrà qualche anno, e al di là di questo in questo momento c'è l'emergenza proprio urgente delle condizioni igienico-sanitarie, delle zanzare che ha citato lei, della qualità dell'acqua che ho citato io, che va affrontata il prima possibile. Allora, abbiamo visto questa proposta, abbiamo visto soprattutto le immagini di Francesco Rattai e Federico Cibotto in un canale in secca davvero impressionante. Infatti, grazie alle bellissime immagini anche da vicino si può capire che la situazione è davvero drammatica. Francesco, ma che cosa può succedere ora? Nel servizio il professore parlava del Ponte dei Cavai, noi siamo proprio davanti al Ponte dei Cavai, lo vedete, in quell'apertura c'è il fiume Bacchiglione. L'idea è quella di portare l'acqua dal Bacchiglione al ramo maestro con delle pompe idrovore, quindi spingendo dell'acqua per favorire appunto un minimo scorrimento all'interno dei canali padovani. È una mossa che non è mai stata fatta, se ne è parlato l'altro giorno al tavolo in prefettura.
si sta valutando, la stanno valutando perché voi fortunatamente non lo potete sentire, ma l'odore qui è anche molto pesante e i rischi per la salute della collettività sono decisamente notevoli e non sono solo un allarme giornalistico come molte volte ci accusano di fare. La situazione è veramente tragica perché questa secca in questa maniera non si era mai vista qua a Padova. Francesco, vi confermiamo che dalle notizie che arrivano dal meteo potrebbe fare qualche goccia di pioggia stanotte, qualcosa domani, ma ovviamente non sarà certo un piovasco, non sarà certo un temporale di passaggio a poter cambiare una situazione come questa, anzi abbiamo visto che i cambiamenti climatici in atto sono sempre più spesso le situazioni d'emergenza, ovvero non piove per 2 mesi, poi si accumula calore, fa una grandinata imponente e un piovasco che se ne va senza lasciare alcuna novità positiva. Possiamo dire che servono anche a Padova, ma in tutto il Veneto, ne abbiamo parlato poco fa col sindaco Di Gaglio che chiede degli invasi, dei piccoli invasi in montagna sull'altopiano di 7 comuni, serve un cambiamento strutturale a questo punto. Esattamente, serve un cambiamento strutturale, serve che oltre all'emergenza si apra un tavolo probabilmente interregionale, non limitato alla regione Veneto, per capire cosa fare con l'acqua dei fiumi, l'acqua dei canali, perché il problema noi lo vediamo, lo tocchiamo con mano qua a Padova, ma il problema è di tutta la pianura padana. Non dobbiamo nasconderci dietro a dei piccoli problemi locali. Il problema della siccità riguarda tutta la pianura padana e il tema va affrontato su scala interregionale, mettendo insieme le varie regioni e cercando di utilizzare al meglio l'acqua che c'è. Francesco, grazie mille per questo collegamento, grazie a Federico Cibotto per le interessantissime immagini. Ovviamente se ci saranno novità da Padova non esitate a contattarci, le daremo in diretta ai nostri telespettatori, perché noi restiamo a Padova e vediamo cosa è successo nel weekend. Troppi condizionatori accesi, blackout a tutto spiano. Blackout diffusi in tutta l'Alta Padovana. Il caldo record ha fatto accendere l'aria condizionata in moltissime abitazioni private, provocando disagi alla rete energetica della provincia. A Cittadella e Villafranca Padovana si sono registrati disagi maggiori con dei blackout durati anche alcune ore. Le conseguenze ci sono state anche nelle fabbriche che hanno dovuto fronteggiare abbassamenti di tensione. Molti gli interventi dei tecnici della rete elettrica tra sabato e domenica. E con questo caldo, almeno fino a quando passerà, ma c'è poi tutta la prospettiva perché tornino altre ondate di calore, bisogna prestare molta attenzione. Sentiamo che è sempre bene risentire i consigli degli esperti. Quarto giorno consecutivo con temperature bollenti e una forte ondata di calore e umidità che avvolge come una cappa la città e l'Italia. La Protezione Civile del Comune di Venezia ha emanato un suo bollettino raccomandando a tutti prudenza. Cosa fare in questi casi? Lo abbiamo chiesto al professor Aiace Rusciano, veneziano, insegnante e psicofisiologo che ha lavorato anche nel mondo del calcio, in società professionistiche e prestigiose come Chievo, Verona e Milan, ex responsabile del monitoraggio di Milan Lab. Per fronteggiare il calore di questi giorni e le temperature elevate, bisogna seguire certamente i consigli del nostro medico di base, quindi idratarsi, fare attenzione a nutrirsi con cibi freschi e soprattutto evitare di uscire durante le ore troppo calde. Ma ci sono altri aspetti a cui bisogna fare attenzione e che spesso non vengono evidenziati, ed è l'impatto che ha il calore e le elevate temperature sul nostro cervello. Studi recenti dimostrano che l'elevato calore può produrre dei cali di concentrazione ed una riduzione delle capacità psicofisiche. Occorre perciò grande prudenza in questi giorni. Aumento dei comportamenti impulsivi, a volte anche il rischio di comportamenti aggressivi, ci viene testimoniato anche dall'aumento del 25% degli incidenti automobilistici su base di studi scientifici recentemente pubblicati. Una parola chiave, secondo l'esperto, è fondamentale: prevenzione. Per fronteggiare anche i rischi cognitivi, di caduta della nostra attenzione e concentrazione, che spesso non sono percepiti, idratarsi molto,
fare delle pause, quindi preventive. Non si arriva ad essere stanchi, ma si fa prevenzione, cioè quindi si fanno delle pause prima durante il lavoro, durante lo studio, durante le nostre attività professionali. Il caldo, lo abbiamo sentito tutti sulla propria pelle, sta imperversando da settimane su tutto il Veneto. Vediamo quelli che sono i record di ieri registrati dall'ARPAV. Domenica 24 luglio, li vediamo con la regia di Fabio Verin e Renzo Rigon, 37 gradi e mezzo a Zero Branco. Allora, 37 gradi e mezzo è un calo fortunatamente di quasi 2 gradi rispetto a quello che si era visto sabato, che a questo punto è stata davvero la giornata più calda dell'anno. Eravamo ben oltre i 39 gradi, percepita 40-42 a causa dell'umidità. Si sta un po' scendendo, già oggi le temperature dovrebbero arretrare un pochino, la colonnina di mercurio dovrebbe abbassarsi un pochino, non di tanto, perché comunque 37 gradi e mezzo non sono proprio né piacevoli né semplici da gestire per l'organismo umano. Temperatura minima 19 gradi a Tre Baseleghe, temperatura minima ovviamente in pianura, fuori dalle zone di montagna. Questo vuol dire che le temperature notturne sono davvero altissime, sono impressionanti. Le città, soprattutto i centri abitati, fanno fatica a rilasciare durante la notte il calore accumulato nel corso della giornata, con tutte le conseguenze del caso. 60 km all'ora di vento massimo a Bassano del Grappa, 5 millimetri di precipitazione cumulativa massima a Vittorio Veneto, ovvero una goccia. Vediamo che cosa succederà nelle prossime ore. Sono stati annunciati temporali e piogge, c'è già un servizio alla nostra redazione padovana, tregua del caldo, arriva il maltempo. Questa intensa e prolungata ondata di caldo sta per concludersi. Tra questa sera e domani mattina è previsto il passaggio di una perturbazione di origine atlantica che porterà instabilità, quindi rovesci temporali e finalmente almeno un sensibile calo delle temperature previste per domani. A partire da martedì 26 e almeno fino a venerdì 29 luglio l'anticiclone africano Apocalisse perderà la sua forza. I temporali in arrivo già nella notte dovrebbero portare un calo delle temperature nella nostra provincia. Per domani le temperature massime sono previste in sensibile calo, arriveremo a valori intorno ai 30-31 gradi su buona parte della pianura, quindi un calo sensibile tra i 5 e i 6 gradi. Attesa grandine e anche forti raffiche di vento con precipitazioni copiose. Nelle prossime ore dovrebbe essere deciso o meno lo stato di allerta meteo. Saranno fenomeni tutto sommato sempre sparsi, per cui ci saranno alcune zone dove potrebbe anche non piovere. E sulla pianura la fase più probabile con precipitazioni e rovesci temporali dovrebbe essere a cavallo della mezzanotte, quindi tra la tarda serata e le prime ore di domani mattina, e saranno possibili fenomeni anche intensi, quindi forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento. Però come sappiamo fenomeni di questo tipo sono abbastanza sparsi, quindi può essere che in qualche zona non piova. Vedremo poi se sarà macchia di leopardo o se invece davvero sarà un'ondata di refrigerio, di respiro per il Veneto. C'è qualcuno che ha deciso di prendersi un po' di fresco con un tuffo fuori programma nella Brenta, all'ombra del ponte degli Alpini, Ponte Vecchio di Bassano, una festa di laurea che è arrivata con un curioso espediente proprio mentre la nostra troupe stava lavorando sul ponte. Vediamo le immagini. Sotto la copertura restano le vecchie ragnatele, ma sotto il ponte passa un nuovo dottore. In mattinata turisti bassanesi e tanti giovani hanno festeggiato con cori e con applausi un neolaureato che ha deciso di attraversare il Brenta a bordo di una zattera con tanto di scorta per bagnare, è proprio il caso di dirlo, un traguardo importante con la complicità di amici e compagni di università. E prima di tuffarsi nel mondo del lavoro, viste le temperature di questi giorni, il festeggiato ha pensato bene di tuffarsi in acqua per poi risalire sulla zattera e approdare in riva al fiume.
Dopo la pubblicità avremo la possibilità di vedere qualcosa che succede sopra il ponte, invece, dove parecchi turisti si sono lamentati, nonostante la bellezza dei luoghi, la bellezza di Bassano, il richiamo turistico, la storia, la cultura e anche il gusto di un territorio bellissimo. Qualche piccolo problema c'è, qualche ragnatela addirittura, ma lo vediamo dopo la pubblicità. State con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo anche oggi in diretta in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Ci eravamo lasciati con delle immagini piuttosto inusuali, ovvero una zattera di laurea, chiamiamola così, sulla Brenta nella giornata caldissima di sabato. E dal Ponte Vecchio lo spettacolo è stato seguito da tantissime persone. C'è un altro spettacolo però che ci hanno segnalato i nostri telespettatori, sempre sul Ponte Vecchio, Ponte degli Alpini, Ponte di Palladio, chiamatelo come volete, non cambia la sostanza di un monumento bellissimo che ha un richiamo addirittura internazionale per una città bellissima come tante altre città d'arte, di storia e di cultura del Veneto, perché Bassano ha compiuto 1024 anni solo pochi giorni fa, ma nell'ambito delle celebrazioni qualcuno si è dimenticato di dare una spolverata alle cosiddette scarpie del Ponte Vecchio. Il giorno dopo la festa è generalmente quello dedicato a rassettare, ripulire e mettere in ordine. Tutte cose che quando si amministra una città, e ancora di più quando si ha a che fare con un monumento nazionale come il Ponte Vecchio, dovrebbero essere ordinaria amministrazione. Ma qui, in base a quello che ci racconta chi transita sul ponte, manca proprio l'amministrazione. Bassano festeggia i 1024 anni, ma evidentemente non è bastato soffiare sulle candeline per spazzar via le ragnatele sotto la copertura del ponte. Immagini che balzano agli occhi di turisti e passanti e che mostrano il pietoso stato in cui versano lampade, targhe, balaustre e travi che saranno pure di recente restauro, ma che meriterebbero più attenzione da parte dell'amministrazione di Elena Pavan. Penso che questo sia mancanza di negligenza da parte del comune oppure degli addetti ai lavori per fare questa manutenzione, perché giustamente un ponte del genere che è storico, la manutenzione non deve mancare, quindi i turisti giustamente guardano e poi fanno dei pensieri negativi. Ce ne sono un bel po' veramente. Se parli col comune ci vorrà del tempo o qualche anno. Se parli con l'associazione Ana Montegrappa, loro troveranno senz'altro dei volontari. Sentivo prima forse un pochino sporco il ponte, non è proprio impercettibile, per cui magari ci fa comprendere come bisognerebbe più conservare alcuni luoghi e attrazioni storiche. Magari una pulizia ogni tanto magari ci vorrebbe, quello sì, quello è un colpo d'occhio che un po' un turista è guardato, è portato a vedere, quindi sarebbe meglio magari poter risolvere questo piccolo problema. E alla fine c'è chi trova il modo anche di ironizzarci sopra. Parte di autenticità. Intanto però la festa è finita, le ragnatele restano e anche stavolta l'ordinaria amministrazione di ordine non ne ha fatto. Di certo non saranno due ragnatele a limitare il flusso turistico anche internazionale sul Ponte Vecchio, però insomma un biglietto da visita che potrebbe essere un po' più pulito e ordinato per una delle città più belle del Veneto. Rimaniamo a Bassano e parliamo però, cambiando decisamente argomento, parliamo di lavoro, di crisi, di ripercussioni sulla vita quotidiana delle categorie, dei comparti economici produttivi da parte di quello che sta succedendo dopo la pandemia, dopo l'esplosione dei costi delle materie prime e dell'energia legate anche alla guerra in Ucraina. Ci sono dei settori che stanno davvero boccheggiando. Abbiamo parlato con un rappresentante della categoria dei servizi alla persona di Barbieri che ci dice siamo allo stremo, a ottobre se non cambia qualcosa saranno in molti a chiudere. Abbandonati. È questa l'unica definizione che i commercianti, gli artigiani danno della propria situazione rispetto a quello che è stato fatto, o meglio, non è stato fatto, dal governo in questi ultimi anni. Dalla pandemia all'esplosione dei costi, dalla crisi economica a quella sociale, interi comparti denunciano l'assenza delle istituzioni. Sono 2 anni e mezzo che siamo abbandonati, non arriva aiuto da nessuno. Io personalmente ho preso solo i due bonus da 600 euro.
per il Covid, però da Roma non arriva niente, ma non arriverà proprio più niente. Il domino è partito e al momento non appare nulla all'orizzonte che possa fermarlo e le ripercussioni rischiano di essere gravissime. È 2 anni che ormai stiamo soffrendo, noi artigiani, commercianti e quant'altro. Penso che l'unica cosa che c'è da fare è quella che purtroppo dobbiamo aumentare anche noi al cliente finale, non esagerando e con testa. Alla fine tutto si ripercuoterà sui prezzi del servizio, anche se tutti sono consapevoli del fatto che bisogna muoversi in modo oculato. Io personalmente ho fatto degli aumenti, sto tuttora facendo degli aumenti in base a quello che mi viene aumentato, perché non aumenta solo la corrente, ma aumenta anche il prodotto finale, aumenta anche l'acqua, aumenta tutto quanto, anche la carta. Un paio di guanti usa e getta costavano 6 euro, adesso costano 12 euro, 13 euro a scatola, per cui tutto aumenta. Tutto aumenta, dalle bollette ai materiali, e agli artigiani non resta che rimboccarsi le maniche. Io cerco di rimboccarmi le maniche e andare avanti. Purtroppo ho iniziato a ragionare da egoista e penso solo a me stesso, purtroppo. Io spero che qualcuno a Roma si metta la mano sulla coscienza e cerchi di trovare il sistema per farci andare avanti. Comunque vada, le prospettive, anche nelle previsioni più rosee, sono quelle di una vera ecatombe per il settore all'arrivo dell'autunno. In molti saranno costretti a chiudere. A ottobre ne vedremo delle belle. Mi dispiace sinceramente per chi chiude e mi dispiace personalmente per chi non ce la fa. Cambiamo ancora argomento, voltiamo pagina. Il Pride a Treviso, momenti di tensione e tantissime polemiche. Mi sentirò con i vertici della questura di intervenire per sanzionare queste persone, che tra l'altro sono sempre le solite persone note. Inevitabili risvolti giudiziari per quelle donne che ieri sera hanno utilizzato la scalinata del Duomo per mostrarsi a seno nudo. Un gesto evidentemente provocatorio nel corso del Gay Pride, che però sta indignando gran parte dei trevigiani. Va bene manifestare, dicono in molti, ma scoprire il seno in quella che è un'area sacra è un vero e proprio sfregio ai credenti, oltre che un reato, quello di atti osceni in luogo pubblico. Ecco perché da ieri sera tutti stanno puntando il dito sul sindaco e sulla sua presunta permissività. La gente mi ferma dicendo: ma perché ha autorizzato questa manifestazione? Ecco, il sindaco non autorizza e non vieta queste manifestazioni perché non è una sua competenza. Il sindaco può decidere se patrocinare o meno, e in questo caso ovviamente non abbiamo patrocinato. Per quanto riguarda il passaggio davanti al Duomo, è una responsabilità specifica dei manifestanti e per questo mi appello al questore perché venga fatta chiarezza su quella situazione antipatica e irrispettosa che è venuta a crearsi in città. Resta da capire come mai queste donne non siano state fermate prima o comunque coperte dal personale della questura durante l'esibizione. E mentre la diocesi mantiene la consegna del silenzio, diversa rispetto al sindaco la lettura delle opposizioni in consiglio comunale. Una forma di libertà uno la deve anche esprimere nel massimo della libertà, per cui io ritengo che le manifestazioni, purché non tocchino le sensibilità delle persone, hanno comunque diritto di essere fatte, e io ero anche perché loro potessero esprimersi per la via della città. Il Duomo sappiamo che è insomma un luogo sacro, quindi va rispettato, e su questo potevano magari essere più attenti. Nel complesso però il fatto che ci sia stata una parte della città che ha voluto comunque manifestare, io ho visto anche il passaggio, ero anche all'inizio della manifestazione, ho visto che c'era gente che li guardava un po' stranita, anche un po' divertita, penso che comunque sia stato un messaggio che hanno voluto dare sulla piena libertà dei diritti. Poi le tette al vento magari sul Duomo potevano essere coperte in altro modo. Rimaniamo in zona ma cambiamo pagina, parliamo di sanità, parliamo della carenza cronica di medici di base. Qualcuno dice dopo, io dico il 2023, fine 2023. Fine 2023 noi avremo i medici perché sono state allargate dal Ministero le scuole di specialità, la Regione ha messo delle borse in più, quindi avremo 320-330 medici, 320 persone giovani con voglia di fare che entreranno in servizio e che credo daranno tante soddisfazioni alla nostra popolazione. Il problema è reale, diffuso e cronico, ma stavolta la stessa ULSS 2 vede una luce, complici le nuove programmazioni di Ministero e Regioni. Solo nella Marca del resto l'emorragia di medici di famiglia è stata continua
In 10 anni sono diminuiti di oltre 200 unità, 1 su 10 ha circa 70 anni, a rischio cioè pensionamento. Oggi il problema esiste, io chiedo veramente ai cittadini di tenere duro, di capire. Noi faremo di tutto insieme ai sindaci per trovare una soluzione, perché veramente stiamo facendo di tutto con loro, con i sindaci, per trovare soluzioni. Noi intanto tenteremo di fare la telemedicina, credo che con quella riusciremo a dare perlomeno una risposta ai pazienti cronici. Sanità che resta alle prese con emergenze che si sommano. In questi giorni, per esempio, gli effetti del caldo intenso si fanno sentire, tanti gli anziani che arrivano al pronto soccorso disidratati e con malesseri vari. Abbiamo circa da 25 a 40 casi al giorno in più rispetto all'anno 2019, non cito neanche il 2020 e il 2021 perché a causa del Covid le persone evitavano di venire in pronto soccorso, ma rispetto al 2019 avere 25-50 persone al giorno in più sono tante. Anziani che restano soggetti a rischio per la West Nile, la febbre del Nilo, diagnosticata la scorsa settimana su 3 pazienti, 2 i deceduti con quadro pluripatologico, mentre il sistema sanitario ha rilevato per la prima volta a Treviso anche la presenza del vaiolo delle scimmie. I soggetti curati a casa restano 5 nelle ore in cui l'OMS l'ha dichiarato emergenza globale. Diciamo che usare il termine emergenza è esagerato, è chiaro che ha delle popolazioni a rischio, soprattutto i giovani che ovviamente non sono stati vaccinati per il vaiolo, però voglio dire, quando uno evita le promiscuità e fa dei rapporti protetti, io credo che effettivamente la cosa possa essere contenuta. Su possibili vaccinazioni per gli under 40, l'ULSS 2 è in attesa di direttive da parte di Ministero e AIFA. Sul fronte del Covid invece continua la fase di graduale discesa del contagio. Rimaniamo in tema sanitario, ma ci spostiamo nell'area dell'ULSS 7 Pedemontana dopo una segnalazione che ci è arrivata nei giorni scorsi che riguarda una circolare interna, comunque una comunicazione interna negli ospedali del Pedemontano, ovvero Bassano, Sant'Orso e Asiago. Nei momenti in cui manca il neurologo bisogna fare riferimento all'ospedale di Vicenza o a quello di Arzignano per un consulto. E a questo punto i cittadini che hanno raccolto migliaia di firme per una sanità migliore in zona e i promotori di questa iniziativa sono sul piede di guerra. Neanche il tempo di consegnare a Venezia migliaia di firme per chiedere che la sanità della Pedemontana torni a essere quella di una volta, e già arriva, quasi fosse una risposta indiretta, l'ennesima bufera sull'ULSS 7. Poche ore fa è venuta alla luce una direttiva dell'azienda sanitaria che impone, nelle fasce di assenza di un neurologo negli ospedali del territorio, un consulto telefonico con un neurologo di Vicenza o Arzignano. E subito c'è stata una levata di scudi per una situazione che nessuna LULSS Pedemontana ha ancora chiarito. Un'estate molto calda, dove ci si aspettava qualche miglioramento nella situazione del nostro ospedale San Bassiano. Le firme e anche gli incontri in regione, la presa di posizione dei sindaci. Speravamo di trovare delle orecchie un po' più attente a quelle che sono le esigenze dei cittadini. Già, in molti se lo aspettavano dopo l'ondata di firme per una sanità migliore e dopo la bocciatura del DG Bramezza da parte dei sindaci del Bassanese. E invece? Invece scopriamo che ci sono servizi che non sono presidiati e situazioni che peggiorano. Nel mirino di chi ha portato avanti la battaglia per la sanità locale c'è l'ultima novità che arriva dal San Bassiano. Una novità che ha lasciato stupefatti i bassanesi. Quello che però è davvero stupefacente è che nessuno delle autorità politiche preposte, assessore regionale, presidente regionale, direttore generale della ASL, non dice assolutamente nulla, come se fosse normale che in caso di ictus un cittadino bassanese debba sperare di avere un consulto telefonico. Ha dell'incredibile davvero quello che abbiamo sentito, quello che sentiamo, del quale veniamo a conoscenza. La circolare sul cosiddetto neurologo telefonico rinforza ulteriormente la volontà di chi ha raccolto migliaia di firme, spronando la società civile a tornare alla carica per ottenere finalmente una risposta. Noi non molleremo la presa sulla richiesta costante di avere un miglioramento nella situazione del nostro ospedale, perché ce lo chiedono i cittadini, continuano a chiedercelo i cittadini, e siamo pronti anche a riscendere in piazza nuovamente e non ci faremo sicuramente intimidire o tantomeno silenziare. Il silenzio dell'ULSS è stato rotto da tempo dai cittadini, resta il silenzio di chi non intende rispondere. A loro, a tutti, ricordiamo che i nostri microfoni sono sempre aperti.
Andiamo ora nel veneziano, andiamo al mare, se così si può dire, parliamo della crocieristica e di quelle che possono essere le ricadute della crisi, della caduta del governo. Venezia e il suo porto, con ancora da risolvere la questione del protocollo fanghi e del piano morfologico della sua laguna. È il deputato portogruarese della Lega, Chetti Fogliani, a tracciarne il punto, visti gli ultimi avvenimenti politici nazionali. Il piano era pronto, però il Consiglio di Stato ha chiesto degli ulteriori chiarimenti e quindi è ancora fermo. Questioni che con la caduta di governo ora rischiano, nel caso di dire, di finire in alto mare, nonostante, dice sempre la Fogliani, il Ministero con gli altri enti nelle scorse ore fossero al lavoro per fornire le risposte chieste dal Consiglio di Stato. Pertanto speriamo che presto si sblocchi. In ogni caso non possiamo aspettare, il porto non può aspettare, ci sono più di 20.000 famiglie coinvolte come lavoratori ma anche per indotto, pertanto questo tema è importante ed è sul piatto del Ministero. La crocieristica a Venezia è già bloccata dal 1° di agosto dello scorso anno con lo stop per decreto legge alle grandi navi davanti a San Marco e sul canale della Giudecca e con il ritorno soltanto un mese fa a Chioggia. Ora, con lo scioglimento delle Camere, è uno di quei settori che rischia nuovamente di incagliarsi, seppur si spera soltanto temporaneamente. Qui se non si scava e non si decide dove mettere i fanghi che si scavano, non si riesce a rimettere al 100% in lavorazione, cioè al lavoro sia la parte crocieristica sia la parte del mercantile. Quindi è importante questo e bisogna che Venezia resti al centro del mondo. Prima di andare avanti col nostro telegiornale, una notizia che ci arriva adesso dall'ANSA: un velivolo precipita sull'elisuperficie di Asiago, naturalmente siamo sull'altopiano di 7 comuni. I vigili del fuoco hanno estratto una persona, presumibilmente il pilota, in gravissime condizioni. Questa è proprio una notizia che ci arriva in questo istante dall'ANSA, dovrebbe essere successo pochi minuti fa, ovviamente ce ne stiamo già occupando, vi daremo altre informazioni nel corso del nostro telegiornale se le avremo, altrimenti poi questa sera nel TG Bassano tutte le notizie collegate a questa news dell'ultimo minuto. Andiamo avanti col mondo del lavoro, c'è un progetto per i giovani pizzaioli, vediamo. Qui impari un lavoro, impari una cosa utile che ti potrebbe essere utile sì nella vita. Pasta, mozzarella e pomodoro. Su iniziativa di Comune e Progetto Giovani, i ragazzi di Silea alle prese con l'arte del fare la pizza per cimentarsi in un'attività manuale e, perché no, acquisire i primi rudimenti di un mestiere. Oltre a questo abbiamo anche un laboratorio di riparazione biciclette e sono fatti per creare inclusione, infatti è un laboratorio per giovani, però è fatto in un centro anziani. Vengono a riempire le loro giornate estive per non andare per le strade, ecco. Vengono qua, imparano un mestiere e noi siamo disponibilissimi ad accogliere questo tipo di attività. Da anni cerchiamo di organizzare con e per i ragazzi delle occasioni dove sperimentarsi anche un pochino a livello manuale. Quindi oltre alle attività che proponiamo durante l'inverno a livello aggregativo, d'estate cerchiamo di creare delle opportunità che li aiutino un po' a sperimentarsi, a mettersi un po' all'opera. Ogni cosa ha le sue difficoltà, poi dipende sempre dalla manualità, dall'impegno che una persona ci mette, anche dalla sua voglia di riuscirci. Senti, ma lo sai che facendo le pizze non diventerai mai un influencer? Vabbè, pazienza, però è comunque un bel lavoro, sì, dai. Imparare come si stende la pasta, il condimento e tutto quanto. Si fa anche il pizzaiolo un domani, insomma? Sì, volendo sì. Ma meglio stare a fare il pizzaiolo, fare cose pratiche oppure stare davanti al computer? No, fare cose pratiche è più utile. Anche io ho fatto fatica, però quando sono venuto qua adesso mi sto divertendo. Ah, quindi all'inizio non volevi? Esatto. Chi ti ha convinto? Mia mamma. Il primo approccio è un po' impazzato, poi col passare dei giorni acquisiscono manualità e si vedono nettamente i loro progressi. Insomma, le dita non servono solo per le tastiere e per i tablet. No, servono fortunatamente anche questi mestieri. Se li stimoliamo possiamo anche allontanarli un po' dai social, da Facebook, Twitter e tutti gli altri. Parliamo ora del turismo, ci spostiamo nella montagna bellunese.
Nuova amministrazione, nuovi progetti. Il neoassessore al turismo della città di Feltre, Maurizio Zatta, ha avviato nella giornata di ieri un confronto con il Consorzio Turistico Dolomiti Prealpi, Unione Montana Feltrina e Provincia di Belluno, con l'intento di instaurare una rete di dialogo e sinergie che trascenda a livello locale a favore di una cooperazione di squadra per rilanciare il territorio. Ho voluto da subito un confronto con le agenzie che interagiscono, agenzie e istituzioni che interagiscono sul territorio feltrino, perché ritengo che il valorizzare la città di Feltre significhi valorizzare tutto il territorio feltrino. Varie e numerose sono le questioni emerse, tra le urgenze da risolvere subito il fenomeno dell'overbooking, poiché a Feltre la capacità di accogliere turisti ha raggiunto la saturazione nei periodi di alta stagione. Si è parlato inoltre di predisposizione e manutenzione dei percorsi ciclopedonali e della rete sentieristica in generale, per la quale si auspica una collaborazione con l'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, con particolare riferimento alla valorizzazione delle frazioni. Zatta poi cita 3 punti cardine che guideranno la nuova amministrazione in campo turistico. Io intendo le linee costruirle attraverso 3 passaggi fondamentali. La prima dell'ascolto, la seconda dell'approfondimento con tutte le agenzie che interagiscono su questo strategico settore, e poi l'azione dell'agire. Obiettivo: potenziare ed accrescere il livello di servizi e contenuti culturali raggiunto per poterlo diffondere a livello nazionale ed internazionale. Massima priorità in tal senso la collaborazione e il coinvolgimento della Regione Veneto. La valorizzazione in questo territorio deve essere condiviso con le strutture istituzionali di più alto livello, e sicuramente la Regione è un interlocutore importante. Infatti credo entro il mese di settembre organizzeremo un incontro a Venezia. E a Cittadella si sono inventati una card per fare il pieno, se così si può dire, di cultura, di arte. Mura e camminamento di Ronda, il Museo del Duomo, il Teatro Sociale, Palazzo Pretorio e l'Oratorio del Salvatore. 5 perle di una collana che adesso tutti potranno indossare comodamente grazie alla Cittadella Card. Dal 1 agosto arriva infatti un nuovo modo per scoprire i tesori nascosti della città murata. La Cittadella Card è un biglietto cumulativo grazie al quale si potranno visitare i 5 principali monumenti e musei della città, tutti con una tariffa scontata. Valida 1 anno, non è nominativa e quindi potrà essere usata da più persone. Un'iniziativa promossa da Storia Travel e dal Comune, un naturale proseguimento del lavoro svolto fino ad oggi, che presentava al pubblico il camminamento di Ronda come fiore all'occhiello della destinazione turistica. Allo stato attuale, e soprattutto con riferimento a un futuro di ripartenza turistica, ci si orienta dunque su un'offerta più completa e variegata, con l'obiettivo di intrattenere il turista più tempo in città. Ora vediamo una polemica piuttosto particolare nata in riva al Piave. Era il 29 luglio del 1917 quando il Regio Esercito Italiano fondò la Compagnia degli Arditi. Gente senza paura e peraltro anche senza scrupoli, che divenne fondamentale dopo la rotta di Caporetto nella resistenza del Piave. Molti di loro, come Giuseppe Voltarel di Candelù, per tutto il mitico Manareta, divennero i caimani del Piave in una guerra dove alle mazze uncinate dei tedeschi si contrapponevano i tagliagole tricolori. Arditi che furono tra i primi ad aderire ai fasci combattenti di Mussolini, con relativa marcia su Roma esattamente un secolo fa. Ecco perché il ricordo di questi soldati nel Goriziano, dove da anni peraltro è un appuntamento fisso, ha oggi più che mai un risvolto politico, e che questo si riverberi anche da noi per via del patrocinio alla manifestazione dei comuni di Muriago e Sernaglia della Battaglia. A insorgere il Partito Democratico dei comuni coinvolti, primo quello di Manzano del Friuli, dove c'è il Cipo degli Arditi e dove si terranno le cerimonie commemorative. Politicamente la risposta dei sindaci di Muriago e Sernaglia è stata unanime, sottolineando che dopo un secolo sarebbe ora che la politica lasciasse spazio alla storia. Di diverso avviso chi rappresenta un territorio dove hanno combattuto non solo gli Arditi ma anche i ragazzi del 99, che dà un consiglio ai colleghi della sinistra Piave. Guarderei sempre con molta attenzione a che vengono dati patrocini, perché sappiamo che dietro determinate associazioni si possono nascondere delle
delle situazioni che poi sono anche difficili da gestire. IFECO, l'associazione dei partigiani, che a Treviso sulla vicenda non va certo per il sottile. Ma ci sembra una follia, una cosa che non c'entra nulla poi con l'arditismo della prima guerra mondiale, ma c'entra col fascismo che viene dopo, che due comuni in quest'epoca, con tutti i problemi che ci sono, si mettano a fare iniziative di questo genere, ci sembra una cosa scandalosa. Vernier non nasconde la convinzione che dietro queste rievocazioni ci sia un movimento politicamente nostalgico. Intanto quello che hanno pubblicato era una foto degli arditi del 22, quindi erano 4 anni che era finita la guerra e il 22 coincide con l'avvento del fascismo, quindi mi pare che se di una storia volevano parlare era la storia che veniva dopo. Siamo a 100 anni dalla marcia su Roma, 28, 29, 30 ottobre, il 28 la marcia, il 29 il re aprì le porte di Roma e il 30 dette l'incarico a Mussolini. E un secolo dopo Scurati cosa ha scritto? M il figlio del secolo, questa volta rischiamo di scrivere M la figlia del secolo. Adesso chiudiamo il nostro telegiornale con i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della regione del Veneto, che ci dicono che il numero di nuovi casi positivi riscontrati con i tamponi di ieri è di 1720 unità, il che porta il numero dei casi complessivamente presenti nella nostra regione a 99.453. È la prima volta dopo alcuni giorni che si scende sotto quota 100.000 ed è insomma una buona notizia, perché pare che finalmente questa cosiddetta ondata estiva si stia già esaurendo. C'è da dire però che dall'inizio della pandemia sono 205.000, sono 2.058.633 i veneti che hanno contratto il Covid, quindi insomma sono dati piuttosto importanti. Ma scendiamo a vedere come sta reagendo la sanità a questa ennesima spallata del coronavirus. Abbiamo negli ospedali del Veneto 1.056 persone ricoverate in area non critica, di cui 766 ancora positive. Sono 38 quelle ricoverate in terapia intensiva, di cui 29 che sono ancora positive, 9 che si sono negativizzate, però vedete che il bilancio è negativo di 17 unità in area non critica, positivo di 2 unità, ovvero praticamente invariato in terapia intensiva. Sono da segnalare purtroppo anche 4 decessi. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Al momento non abbiamo ancora novità di sorta sull'incidente avvenuto all'aeroporto di Asiago. Sappiamo però che, ci dicono i nostri colleghi che stanno raccogliendo tutte le informazioni, che si è trattato di un arresto cardiaco probabilmente del pilota successo in fase di decollo. Sono in corso proprio in questi momenti le operazioni di rianimazione di questa persona che si è sentita male. Dalle immagini dell'aeroporto non dovrebbero esserci danni strutturali o intervento di vigili del fuoco in corso, ma ovviamente ne sapremo di più per il telegiornale di questa sera. A questo punto ringraziamo Fabio Verina e Renzo Rigon per la regia, ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le ultime notizie dal Veneto, ringraziamo voi per essere stati con noi, vi diamo appuntamento al TG Bassano e al TG Vicenza di questa sera per tutto il resto. Grazie, buon pomeriggio.